I sindacati della Polizia Penitenziaria hanno effettuato una visita al carcere di Agrigento focalizzandosi sulla sicurezza del personale e le condizioni di lavoro. Le varie sigle sindacali hanno espresso preoccupazioni al riguardo alla situazione interna al penitenziario agrigentino. Durante la visita i rappresentanti sindacali hanno documentato lo stato di degrado della struttura, le varie criticità legate alla sua sicurezza, sollevando questioni importanti per il benessere e la sicurezza del personale della Polizia Penitenziaria. In particolare le sigle sindacali hanno evidenziato le condizioni di lavoro, la necessità di migliorarle all'interno del carcere, sottolineando la carenza di personale e di risorse, preoccupazioni sulla sicurezza del personale a causa della carenza di organico e di mezzi adeguati, la necessità di interventi di manutenzione e di ristrutturazione della stessa struttura. I sindacati inoltre hanno sottolineato l'importanza di affrontare tempestivamente queste problematiche per garantire un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso per il personale e per assicurare il corretto funzionamento della struttura carceraria agrigentina. Le chiedo quali sono i problemi maggiori che ha riscontrato girando le carceri siciliane. C'è un filo conduttore che purtroppo è la carenza di organico del personale di polizia penitenziaria, che è marcatissima, manca il 40% oggettivo di personale, Agrigento addirittura di più. La situazione è caratterizzata in tutti gli istituti da un sovraffollamento molto evidente, di oltre il 130%. In questo causa una serie di eventi critici che fanno della Sicilia la regione peggiore d'Italia da questo punto di vista per numero di eventi critici. Cosa intendiamo per eventi critici? Detenuti che si picchiano tra di loro, suicidi, ma soprattutto, ahimè, i detenuti che picchiano i poliziotti penitenziari. Rispetto al dato di 4 anni fa è aumentato del 700% questo dato, è un dato veramente spaventoso, sembra di stare in guerra. Soluzioni noi abbiamo scritto alcune settimane fa, è riscritta adesso al Presidente della Repubblica per chiedere un suo autorevole intervento. Il primo e più importante provvedimento che serve è andare a deflazionare gli istituti penitenziari, perché siamo al massimo storico di detenuti dal 2013, 64.000 detenuti. E poi servono una serie di riforme strutturali che vadano a prevedere che chi ha una malattia psichiatrica, alcol-dipendenza o tossicodipendenza, non venga affidato agli istituti carcerari, considerate che questi sono 13.000 rispetto alla posizione totale. Gli interventi da fare sono tanti, ma il primo è assolutamente il primo punto di partenza, andare a deflazionare con dei provvedimenti di clemenza nei confronti della popolazione detenuta. Purtroppo i carceri italiani oggi sono in sofferenza grazie al taglio che ha fatto l'ex ministro Madia quando già il personale della polizia penitenziaria è carente di oltre ben 8.000 unità. Adesso la polizia penitenziaria è ridotta all'astrico a causa proprio di questi tagli fatti dai governi scellerati che si sono succeduti negli anni.